Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Alberobello, città patrimonio dell'umanità e capitale dei trulli. Il comune si trova a 428 metri sul livello del mare e conta circa 10.500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Alberobello! E con gioia nella sala del Consiglio Comunale incontriamo il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. La domanda che facciamo a tutti all'inizio: che cos'è per lei Alberobello? Ma innanzitutto benvenuti ad Alberobello. Innanzitutto Alberobello è la città dove sono nato, è una città dove tra l'altro ho sempre vissuto, non ho mai cambiato luogo ed è una città che amo tantissimo, non solo perché oggi ho l'onore di fare il sindaco, ma anche perché qui veramente ho fatto tutte le mie esperienze, ho dedicato la maggior parte del tempo. Alberobello è una città meravigliosa, tra l'altro io sono stato uno dei protagonisti del riconoscimento dell'UNESCO in quel periodo, quando un gruppo di noi si è battuta per questo riconoscimento che poi per fortuna della città e del suo futuro abbiamo ricevuto. Alberobello è la capitale dei trulli. Esattamente, Alberobello è il luogo dove l'aspetto urbano del trullo, che era una presenza diffusa nelle campagne di questo territorio, però si è espressa come una dimensione urbana, una dimensione dove la gente ha incominciato a vivere, a relazionarsi e a costruire come in una tipica masseria, anche se chiaramente non è una masseria, ma questa è una città, un paese, ha incominciato a vivere, a produrre, a organizzarsi, a raccogliere le acque, che è un elemento sempre stato molto indispensabile, e quindi lì è nata la nostra piccola città. Poi abbiamo il Trullo Sovrano che ospita anche un bel museo. Trullo Sovrano che è privato, però i proprietari lo tengono veramente con un'attenzione particolare, di questo noi li ringraziamo. È il trullo più grande che si trova ad Alberobello, è l'unico che ha questo primo piano vivibile, perché i trulli hanno un piccolo soppalco ma chiaramente con tante difficoltà. Invece il Trullo Sovrano è questo trullo più grande, maestoso, ha questo primo piano abitabile ed è un luogo bellissimo. Alberobello ha anche una storia importante, qui sono passate tante famiglie. Innanzitutto Alberobello è sempre stato un luogo di passaggio, di transumanze, di passaggio anche di un percorso importante che congiungeva la parte dello Ionio con la parte dell'Adriatico. Questi spazi grandi che ci sono, non a caso il paese pur essendo piccolo ha delle strade grandi, importanti. E poi qui c'è passato tanta gente, gente famosa, D'Annunzio, ma anche altri che sono rimasti incantati di questa bellissima città. E nel gonfalone abbiamo un po' la storia, no? Esatto, noi in realtà Alberobello era un bosco che fu regalato al conte, al Guercio di Puglia, alla famiglia Acquaviva, che per aver vinto una battaglia per il re di Napoli, e quindi lui l'ha usata come riserva di caccia. Poi ha pian piano invitato contadini a venire ad abitarla, quindi c'è stato un disboscamento importante e quindi c'è stato l'insediamento. Quindi per anni noi siamo stati in qualche modo un luogo che dipendeva dal conte di Acquaviva, di Conversano, e poi
poi nel 1797, grazie a un decreto regio, siamo diventati una città autonoma. Usare la parola libera è eccessiva, perché in fondo il primo sindaco è stato in realtà uno dei conti Acquaviva, quindi diciamo il rapporto era condiviso, però ecco, in qualche modo siamo diventati una città autonoma. Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva per meglio vivere Alberobello? Ma sicuramente di vedere le due zone riconosciute dall'UNESCO, che sono la principale, il Rione Monti, e l'Aia Piccola, e poi anche il Trullo Sovrano, cui abbiamo già parlato, però di spingersi anche verso le periferie fatte di una campagna molto bella, dove si vedono altre tipologie di trulli, magari un po' più antichi, e soprattutto i percorsi di campagna che oggi noi stiamo cercando di trasformare in cammini, sia a piedi che in bicicletta, vedere i muretti a secco, andare in quei luoghi dove c'è una preparazione anche dei percorsi del gusto che noi stiamo cercando di individuare. Ecco, un paesaggio bello che fa parte di un territorio, e noi su questo ci stiamo lavorando tantissimo. Quindi l'invito che faccio è non fermarsi solo al centro della città, che è meraviglioso e bello, ma di spingersi anche verso l'esterno. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo a scoprire la comunità cristiana di Alberobello. E con Don Gino Copertino siamo all'interno della basilica dedicata ai santi Cosma e Damiano. È un luogo a cui qui ad Alberobello sono molto legati, e in modo particolare lei, perché qui ha celebrato la prima messa. Sì, qui sono stato ordinato l'11 settembre del 1982 e il giorno dopo ho presieduto la prima messa qui in questo santuario, allora il santuario, poi dal 2000 elevata a basilica al titolo di basilica minore. Io innanzitutto voglio portare il saluto di Don Leonardo Sgobba, il parroco che in questi giorni è assente per motivi familiari, e lo sostituisco in questo dialogo con voi sulla chiesa dei Santi Medici di Alberobello, i Santi Cosma e Damiano, a cui noi siamo particolarmente legati. Tra l'altro lei è nativo di qui. Sì, sono nativo di Alberobello, sì. Quindi conosce un po' tutte le Sì, storie. ho vissuto dalla primissima infanzia tutta quanta la strada che mi ha portato poi al ministero presbiterale, e naturalmente a maturare non solo la conoscenza ma la devozione nei confronti di questi bellissimi esempi della prima storia della Chiesa. I primi secoli della Chiesa sono stati martirizzati nel 303 e quindi sono dei testimoni della fede. Oltretutto la loro provenienza è dall'Asia Minore, dalla Turchia probabilmente, forse Ciro vicino a Antiochia di Siria, attuale Turchia, e penso che in questo momento anche il nostro pensiero attraverso la devozione ai santi sia per tutte le popolazioni provate dal terribile terremoto che abbiamo ascoltato e cui loro hanno vissuto come un momento drammatico della loro storia recentissima. E nell'abside abbiamo un po' tutta la storia dei santi. Sì, la storia che dice il loro martirio. Erano considerati testimoni della medicina, ma la esercitavano in un modo originale. L'originalità era dovuta alla loro fede e alla potenza del Signore che agiva attraverso di loro, e quindi la loro cura era segno della loro fede, e quindi diventava una testimonianza che evangelizzava. E insieme con questo l'altro titolo con cui sono ricordati, quello di essere senza denaro, anargiri, perché prestavano gratuitamente. Secondo l'insegnamento di Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. La cura in modo gratuito diventava per loro l'annuncio del Vangelo, e per questo motivo sono stati martirizzati. E a settembre qui c'è grande festa e vengono portate in processione le due bellissime statue. Sì, per 2 volte. Noi abbiamo una tradizione che risale al 600, quando Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona di Conversano portò qui il primo quadro con la rappresentazione dei Santi Medici e introdusse la devozione. Era il 27 settembre del 1637 e quella data è conservata ancora, anche se liturgicamente è stato anticipato al 26 la memoria dei martiri Cosma e Damiano, è conservata qui ad Alberobello non solo a ricordo di quell'evento, ma come testimonianza di una devozione che raccoglie il consenso, raccoglie la testimonianza di tanta gente, non solo di Alberobello, ma anche dei comuni limitrofi,
che raggiungono Alberobello a piedi la notte fra il 26 e il 27 per partecipare alla messa e alla processione. È considerato il 27 il giorno dei pellegrini, la festa dei pellegrini, mentre il 28, il giorno successivo, è la festa detta dei paesani e nel pomeriggio del 28 ancora una volta si portano in processione le statue dei martiri Cosma e Damiano. Ma com'è la comunità cristiana di Alberobello? È una comunità che fonda le sue radici in una tradizione che è quella contadina, è quella artigiana, che ha ricevuto e trasmesso i valori cristiani attraverso una educazione familiare fondamentalmente ed una vita parrocchiale, una vita legata alla comunità parrocchiale. E questa è la chiesa matrice di Alberobello, quindi la prima comunità e il primo punto di riferimento della cittadinanza. Qual è il messaggio da sacerdote che si sente di dare alla cittadinanza in questo momento? Penso che il riferimento che facevo precedentemente alla testimonianza dei martiri sia il messaggio che noi possiamo accogliere da loro e trasmettere, prenderci cura dei fratelli e farlo con la gratuità del Vangelo. Grazie a Don Gino, e noi adesso raggiungiamo una frazione di Alberobello per scoprire alcuni piatti tradizionali del territorio. E intanto noi ci siamo spostati da Alberobello alla frazione di Coreggia e con Laura Leogrande andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo, ma iniziamo a parlare di questo posto che ha creato suo padre. Sì, intanto benvenuti a Coreggia. Sì, questo posto è una trattoria storica ormai, creata da papà e mamma, emigranti negli anni 60 in Germania, e poi per un evento X della famiglia sono dovuti ritornare in terra. E papà era camionista, mamma sarta, si sono inventati insomma questo nuovo lavoro. Chiaramente parliamo degli anni 68 e da lì è nata la nostra trattoria, quindi hanno iniziato a pensare di cucinare per gli amici con un girarrosto che avevamo portato dalla Germania, e da lì mamma è stata così brava da iniziare a cucinare per tutti. Una trattoria che è diventata un palcoscenico dei prodotti del territorio. Iniziamo a presentarli. Sì, perfetto. Allora noi ci teniamo tanto a lavorare chiaramente i prodotti del territorio perché siamo in Puglia e la nostra terra ci offre veramente tanto, dai latticini alle verdure, alla carne, alle paste fresche, ai dolci, quindi la nostra cucina è strettamente legata alla produzione del territorio. Parlando dei latticini, qui abbiamo vari tipi, no? Certo, qui abbiamo della ricotta, delle mozzarelle, la burrata che è proprio tipica nostra pugliese, e il cacio ricotta che è una ricotta dura con cui noi poi andiamo a condire le paste. Capo quello di Martina Franca, chiaramente abbiamo sempre i nostri oli che in Puglia sono anche un'eccellenza. Basta guardarsi intorno, sì, qui. Gli olivi, speriamo che continui così, quindi il nostro olio ha anche una bassa acidità. Tutti i nostri piatti sono fatti con olio di oliva extravergine del territorio. Vedo anche la focaccia. Perfetto, sì. La focaccia è la tipica nostra focaccia barese, però chiaramente in tutta la Puglia si fa chi in una maniera chi nell'altra, che è farina e patate, lievito e acqua, basta, semplicissima, lievitata e poi condita con pomodoro, origano e olio. E voi date molta importanza alle farine. Certo, certo, anche quelle, le farine sono del territorio. Anche per la pasta fresca fatta tutta a mano da noi usiamo la farina grezza, la farina bianca, in effetti vedete anche le varie tipologie di colori, no, delle farine stesse, quindi abbiamo queste strascinate fatte con farina scura, e la cosa che voglio sottolineare è che quella pasta è fatta da mia zia che ha 92 anni e mi sforna queste strascinate, ecco, è più perfetto, che è l'orecchietta aperta con rucola, pomodoro e cacio ricotta. Abbiamo le orecchiette con le cimidirape e anche lì le cimidirape sono prodotte dal nostro territorio e vanno da novembre a marzo, condite con acciuga, e orecchiette con polpettine, che chiaramente è il piatto top della domenica, perché il ragù si fa la domenica, quindi orecchiette, polpettine e ragù. Però il piatto più importante e più antico, non più importante, più antico, effettivamente più tradizionale, sono il purè di fave con cicorie.
Poi abbiamo 2 secondi. 2 secondi, la trippa e le bracciole. Le bracciole, che non è la braciola che insomma la bistecca, è l'involtino di carne a ragù, sempre carne di manzo o si fa anche di cavallo, con le polpettine e il ragù con cui venivano condite le orecchiette. E poi chiudiamo con i dolcetti. I dolci, chiaramente il dolce tipico, noi abbiamo tanti dolci, però sono più che altro festivi, e quindi dalle cartellate, dalle zeppole alle frittelle di carnevale, però diciamo che anche la Puglia ha una grande produzione di mandorle, come di olive, e quindi abbiamo i dolci di mandorle che sono diciamo quelli più tipici che si trovano tutto l'anno. Vogliamo chiudere con un invito? Un invito, venite ad Alberobello e magari insomma venite ad assaggiare i nostri piatti, la nostra ospitalità, che comunque in Puglia almeno ci riconoscono, dicono che siamo molto bravi ad ospitarli e quindi li invitiamo ad Alberobello. Poi c'è la vostra trattoria, ma insomma i ristoranti, trattorie, Sì, ce ne sono tanti per tutti i gusti. Grazie, certo. Grazie alla a signora voi. Laura, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Alberobello. E adesso incontriamo Don Enrico Colafemmina, che è il parroco della chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova, che è conosciuto anche come il Trullo di Dio. E qui ci troviamo proprio all'interno della zona monumentale di Alberobello. E questa parrocchia, potremmo dire, o questo tempio speciale in un certo senso, ha una storia speciale proprio perché è fondata da anche un sacerdote speciale. Don Antonio Lippolis è stato l'ideatore e il costruttore, il fondatore di questa chiesa nel lontano 1926. Un prete totalmente dedicato ai poveri, all'azione sociale, un prete ex francescano che poi si incorporò nel clero diocesano. Lui di Alberobello ritornò ad Alberobello, dove visse fino alla morte, e quindi lui ci chiamò. Noi siamo una congregazione religiosa dei Servi della Carità, opera Don Guanella. Lui costruì la chiesa e volle poi trovare dei sacerdoti che continuassero un pochettino la sua attività pastorale di attenzione soprattutto agli ultimi. E quindi ecco che chiamò i guanelliani, forse conoscendo anche un pochettino il nostro carisma, e affidò la cura pastorale alla nostra congregazione nel lontano 1952. Il Trullo di Dio, perché questa è la casa di Dio, tutto parla di Lui, le pietre stesse parlano di Lui. Ecco, Don Antonio pensò proprio a noi servi della carità per continuare questa opera sua, e noi continuiamo sullo spirito, sull'esempio del nostro fondatore, a occuparci di questa parrocchia, dove ci sono tantissime attività proprio in favore delle persone in difficoltà. Abbiamo un centro anche per disabili, poi c'è l'oratorio, c'è un centro socio-educativo, sempre con un'attenzione particolare alle persone povere o in difficoltà. Grazie a Don Enrico, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Alberobello. E adesso ci troviamo proprio nel cuore della zona monumentale con Raffaella Copertino, che è una tessitrice del telaio antico. Andiamo a presentare innanzitutto dove ci troviamo in questo momento. Ci troviamo nel Trullo che era di mia nonna, praticamente, dove ci ha vissuto. Io sono venuta come nipote, insomma, e ci ho dormito anche, in effetti. E si trova nella zona monumentale, via Montenero, che è la prima strada più vecchia, insomma, di Alberobello, da dove comincia il paese e poi pian piano si sviluppa e diventa un po' più grande, insomma. Qui abbiamo più ambienti, no? Abbiamo la cucina, questa era la camera da letto. Questa era la stanza da letto, la cucina, stanza giorno, e poi avevano tutto il cortile, perché nel cortile si svolgevano anche i lavori che portavano dalla campagna, come la pulitura di tutti i legumi, insomma, e poi si faceva praticamente compagnia, insomma, si aiutavano l'un l'altro, insomma, era una grande comunità. E questa della tessitura è un'arte che lei ha ereditato da sua mamma e da sua nonna. Nonna e bisnonna e così via, insomma, tutti
Qui da noi, insomma, tutte le donne tessevano, quando il tempo era cattivo non andavano nei campi, tessevano la biancheria che serviva per il fabbisogno della famiglia, tipo per farsi vestiti oppure coperte, lenzuola, qualsiasi cosa, tovaglie, insomma. Qui abbiamo un telaio che ha addirittura 200 anni. 200 anni, sì, quello più grande che ho io, insomma, che arriva a 90 centimetri come larghezza. E in effetti tutte le nostre coperte o lenzuola venivano fatte a teli da 90 e venivano praticamente messe insieme e facevano le coperte. Dopo ho un altro telaio praticamente che mi arriva a 70 centimetri, però decido io, insomma, dipende un po' da quello che ho in mente di realizzare, perché ogni tessuto devo pensare prima nel tipo di materiale, disegno e metterlo su, insomma. Ho visto che realizza sciarpe, tappeti, arazzi anche. Arazzi anche, centri da tavolo, anche asciugamani ho fatto. Adesso un po' meno perché insomma l'età avanza, ho meno tempo, mi dedico un po' più ai miei nipoti, le devo dire, però insegno ai miei nipoti a tessere. Ma che cos'è Alberobello per lei? Alberobello per me è il mio cuore, è il mio paese, cioè io ci sono nata, ci sono vissuta, ci sto benissimo in effetti. Mi racconti quando entrano qui i tanti turisti, no? La loro espressione? Sono meravigliati perché giustamente i nostri trulli sono bellissimi, sono unici e poi con questa particolarità, cioè sono delle case particolari, non c'è paragone con un altro tipo di casa, insomma, e rimangono affascinati praticamente già dal pavimento che è lucidissimo, dal bianco della nostra calce, cioè rimangono affascinati, stupefatti in effetti. Con il mastro Leonardo Colucci chiudiamo la nostra passeggiata ad Alberobello. Lei da quanti anni fa questo mestiere? Io ormai so più di 40 anni. Che cosa fa lei? Ecco, spieghiamo bene. Faccio il restauro dei trulli. I trulli vengono restaurati, essendo il trullo una volta era proprio la casa dei contadini, quindi veniva fatto tutto con murature, assemblaggio delle pietre, tutto a secco. E allora c'è bisogno di un po' di manutenzione che può passare degli anni, perché nonostante il cemento che mantiene, anche se non esisteva neanche il cemento nell'antichità, però sono tutti lavorati a secco. Quindi essendo un assemblaggio di pietra a muratura a secca, c'è la manutenzione da fare, insomma, nel corso degli anni. E la pietra che copre il trullo si chiama chiancarella. Sì, il rivestimento, diciamo, della parte interna del trullo, cosiddetta cannella, viene rivestito con le chiancarelle, in modo tale che va fatta la copertura, che non ci sono infiltrazioni di acqua internamente. Va data la pendenza giusta negli addetti canali che poi servono per portare l'acqua nel pozzo, perché ogni trullo ci sta il pozzo per la riserva dell'acqua. E adesso la vediamo scura, ma in realtà è chiara all'inizio. In realtà la chiancarella non ha questo colore, diciamo, dove si vede questo grigio topo. E la chiancarella è una pietra calcarea, è una pietra nostra del posto. Ecco, non a caso Alberobello sono tutti i trulli. Perché? Perché il materiale è del posto. Nell'antichità i contadini con i picconi facevano l'estrazione delle chiancarelle. Nelle nostre zone ci sono proprio dei posti dove il sottosuolo è proprio a falde. Le chiancarelle noi lavoriamo solo lo sbecco per la pendenza, per l'inclinazione del trullo, ma lo spessore si trova già così nel sottosuolo. E prima l'abbiamo seguita, lei è uno specializzato del pinnacolo. Sì, la mia passione è proprio fare i pinnacoli, proprio
mi diverto proprio a fare tutto in origine, proprio il ritratto all'originale, tutti di Pinnacolo, uno diverso dall'altro, perché in realtà il Pinnacolo è proprio, nell'antichità il Pinnacolo era la firma del maestro trullare, cioè lui si inventava, faceva il trullo, si inventava il disegno del Pinnacolo e lo andava a posizionare là. Infatti sono tutti diversi. Sono tutti diversi, perché era proprio una forma di rispetto tra maestri trullari. Loro, ognuno si faceva il suo disegno del Pinnacolo. Ho visto che usa l'acqua durante la scultura. Sì, l'acqua mi serve per vedere se ci sono delle crepe nella pietra. Allora io bagnando la pietra me ne accorgo se c'è rottura o no e posso continuare a lavorare, altrimenti cambio pietra. Quanti siete rimasti a fare questo lavoro qui? Ci sono parecchi maestri trullari. Ma che cos'è Alberobello per lei? Per me Alberobello è importante, a parte il fatto che sono nato qua ad Alberobello, ma è proprio la città, i trulli, il valore che è acquistato questa cittadina nel passare degli anni. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a visitare Alberobello? Ma certamente sì, e Alberobello è aperto a tutti, chiunque può venire, può visitare. È l'unico posto al mondo dove stanno solo trulli, maggior parte sono tutti trulli, dalle altre parti non troverete mai un paese come Alberobello, è unico al mondo. Grazie al signor Leonardo, e quindi Alberobello, città patrimonio dell'UNESCO, vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate ad Alberobello in provincia di Bari. Ciao!